adesso presentiamo il professor Salvatore De Dola, che è un glottologo, con una laurea sulla lingua gotica, e la sua biografia intellettuale è molto particolare, perché oltre che studioso, ha lavorato sul campo come guida turistica, tra virgolette, come prima ambientale, mi scuso. È stato presidente regionale del CAI, quindi del Club Alpino Italiano. Come sappiamo è un'associazione che valorizza l'ambiente, e questa valorizzazione dell'ambiente si è anche legata alla valorizzazione della lingua, e questo che rende molto particolare la biografia intellettuale. E inoltre è stato un innovatore, come il relatore precedente, il professor Nieddu, e ha anticipato, ha sperimentato nuove vie nel campo della linguistica, della ricerca anche per il sardo, di soluzioni diverse rispetto a quelle della scuola di Max Leopold Wagner. Adesso la parola al professor De Dola. Grazie. Io mi sono preparato una lezione magistralis perché così mi è stato chiesto, perciò per iscritto, sulla tecnica etimologica. Però siccome siamo tutti stanchi cercherò di essere veloce, massimo 10 minuti. Intanto mi rivolgo alla sindaca e a tutti voi. Questo è un giorno di festa e dovreste segnarvelo con inchiostro rosso, nel senso che dovrete ripetere nel calendario questa giornata come giornata festiva, come quella del Santo Patrono, perché un'opera come quella di Deplano non si scrive così e non si scrive quasi mai. In Sardegna è una fortuna avere opere del genere. Pertanto mi raccomando, ricordatevi di questa giornata. Siamo in pochi, forse non tutti capiscono la grandezza di quello che Andrea ha scritto, però ricordiamoci questa giornata, segniamocela bene tutti nella mente e speriamo di ritrovarci ogni anno a festeggiarla. I dizionari etimologici della Sardegna sono 3, sinora. I miei 2 sul sardo e sul sassarese, questo di Andrea sul dorgalese. Non cito altri dizionari sardi chiamati etimologici perché lasciano la tecnica etimologica all'uscio. Non parlo nemmeno dell'obsoleto Wagner per tutto ciò che ora udirete. Io e Deplano ci siamo conosciuti a cose fatte. In autonomia abbiamo portato l'etimologia oltre la siepe. Ambedue sentivamo le angustie dell'Accademia ed eravamo consci che le lingue del Mediterraneo non potevano essere frutto di solo latino. Il nostro fu ed è un atto rivoluzionario. Deciso però con ragione e responsabilità. Peraltro non eravamo soli. In Italia Giovanni Semerano aveva già eretto con le sue sole forze il poderoso palazzo della nuova metodologia. Quindi eravamo e siamo in 3, ma pur sempre pochissimi. Non tutti ardiscono varcare le colonne d'Ercole. Troppi campano acriticamente di luoghi comuni. Gli basta masticare il déjà vu. Io e Deplano, scrutando oltre la siepe, acquisimmo il privilegio dantesco di contemplare laggiù l'aiuola che fa tanto feroce l'Accademia, un'Accademia che non perdona agli scismatici. In Sardegna fu Giovanni Spano il primo
a scrutare la nuova frontiera, ma non aveva gli strumenti che ora invece esistono. Peraltro lo Spano non avrebbe potuto opporsi da solo alla ideologia ariana, la quale in Europa stava infettando tutto, compresa la linguistica appena nata. Perché di questo si tratta. La politica ha fortemente intriso di se stessa la linguistica, anche se chi sta fuori non lo ha ancora capito. La nazione germanica sappiamo cosa fece poi, no? La guerra contro la Francia, poi le 2 guerre mondiali. Caduto il Führer, l'ideologia ariana sopravvive soprattutto in ogni cattedra di linguistica. Accecati da questo veleno, gli atenei vaneggiano che il latino sia nato ad opera delle orde germaniche dal 2000 al 1000 a.C. Ammettono che la successiva potenza romana sia stata capace di annichilire il Mediterraneo e di far scomparire ogni altra parlata, generando una palingenesi da cui, secondo loro, sorsero 4 lingue neolatine, compresa quella sarda. Queste credenze assurde e mai dimostrate sono retaggio dell'ideologia ariana. Quando si camminava al passo dell'Oca, fu inviato il tedesco Wagner, il quale con paterna bonarietà convinse ad accettare il paniere germanico-latino nel Mediterraneo e nell'Eurasia. Ancora oggi nessun linguista starnutisce e senza il placet dell'Accademia tedesca. Sarà lungo e luttuoso rintuzzarla. Molti supposti eretici subiranno il rogo. Un secolo dopo lo Spano, in Sardegna, prima di me De Plano, c'è stato Raffaele Sardella a rompere gli schemi e proporre i radicali sumerici. Ma egli non era linguista ed i suoi errori di metodo davvero smisurati diedero vantaggio all'Accademia, esponendo me e De Plano, che siamo linguisti, ai dardi di quanti campano di latinorum. Figuratevi quando a Sassari 2 anni fa un tizio qualunque venne isolato mentre cianciava che era stato il latino a nascere dal sardo, ivi compresa la sintassi. Appena rilasciato, dichiarò in un pamphlet che dalla scriptio continua del vaso di Dueno si estrapolava ite. Egli non immaginava che le 3 lettere potessero appartenere putacaso a Quirites. Si chiarì che non aveva studiato latino. Ma ecco dalla cattedra cagliaritana balzare il Sagittario gongolante di infilzare con un solo dardo sia lo Scalmanato, sia 2 linguisti, ancora me e De Plano. Nonostante la fatwa emessa dagli ayatollah del latinorum, io e De Plano proseguiamo. Sarà la storia della scienza a dichiarare estinta quell'ideologia. Io col dizionario etimologico sardo e col dizionario etimologico sassarese, De Plano col dizionario etimologico dorgalese e con tanti libri di musicologia abbiamo dimostrato che le 20.000 etimologie millantate dal Wagner come latine non hanno basi. Infatti, e qua entro nel vivo della tecnica, se per etimologia si intende la scienza che studia la storia delle parole e ne dimostra la vera origine, allora il glottologo deve comportarsi come l'archeologo, cioè deve scavare sino al fondo. Se Giovanni Lilliu avesse scavato il suo nuraghe per 4 metri,
avrebbe dimostrato che la civiltà dei Sardi si nutre di reperti romani. Egli invece scavò per 19 metri e mostrò la vera componente della civiltà dei Sardi, che era potente e solida già 1000 anni prima delle commoventi capanne di paglia del Palatino. Ben inteso, nessuno nega che il 40% delle parole sarde è uguale a quelle latine, ma se apriamo i dizionari e le grammatiche a sud del Mediterraneo scopriamo che tali parole esistevano già nel 2300 a.C., molte altre da oltre 5.000 anni, create dai Sumeri, molte altre provengono dall'arcaico mondo egizio. Con ciò una persona intelligente capisce, salvo che sia inadatta alla cultura, che prima di Roma nel Mediterraneo vigeva una grande koiné linguistica, la quale forgiò non solo il dizionario sardo, ma in un secondo tempo anche quello di Roma e non viceversa. Noi riusciamo a scoprire questa koiné se, astenendoci dal campare come homines unius libri, accettiamo che il Mediterraneo, unico mare chiuso dell'orbe terracqueo, fu la culla di un solo linguaggio, avente le scaturigini nel delta. Con questa nuova frontiera non basta più confrontare il sardo col latino, ma occorre confrontarlo con tutte le lingue apparse nel Mediterraneo prima di Roma. Forti di questa ovvietà, tenterò di andare veloce, possiamo compatire quanti affermano che il toponimo Roma deriva dal greco Rome, vigore, quasi che i primi pastori del Palatino nel 753 a.C. fossero già presaghi delle fortune di una città che nemmeno esisteva. La coscienza critica invece ci dà la vera chiave di lettura, che è l'egizio Ruma, distretto d'acque, e vado veloce. Persino il nucleo più autentico del latino è di origine egizia, come imperare, imperator, identici all'egizio perà, faraone. Ecco da dove viene il concetto del potere assoluto. E se vado a contrapporre i miei etimi al loro macilento latinorum, ecco la fatua a tacciarmi da polemico e provocatore. Ma se uso parole nude, non per questo divento rude, tutt'al più divento pannelliano. Ebbene, andiamo veloce. Per esempio, insomma, quali parole devo usare per dire che l'Accademia crea addirittura dei falsi? Ad esempio, nei dizionari scrivono ita dannu, mentre io che vivo in Campidano come glottologo da oltre 50 anni ho sempre sentito tadannu, una sola parola. Ecco, hanno falsato le carte senza conoscere il sardo e con arroganza hanno persino inventato l'etimologia di caralis, da un car inesistente che loro vogliono, gli danno anche l'etimologia, viene da roccia, ma caralis non nacque né a Casteddu e né a Sant'Elia, nacque in laguna. Va bene, perciò dovrebbero confrontare caralis col babilonese carallu, cioè gioiello, e col sardo corallu, l'antichissima parola che indicava i primi gioielli che raccoglievano sul mare attorno all'isola. Vado veloce. L'Accademia non sa nemmeno distinguere paperu da pauper. Io cito i loro libri, perché non è che
sono tutte cose che hanno scritto loro, scampanellato come cose festose. Pauperu da pauper, cioè il piccolo dell'oca dal povero, non lo sanno distinguere. E analizzando la nuova edizione del Condaghe di San Pietro di Silchi, per l'ennesima volta si ingagliofano per una differenza che non sanno giustificare, non capiscono che sono parole diverse, che i donnos paperos del Condaghe sono i nobili di Schiatta, che possono ambulare pettoruti come i paperi, e non sono affatto i nobili che si fingono poveri. Questa parola pap, se la dividiamo in due, perché è arcaica, deriva dall'egizio, abbiamo il primo pap, parola uguale, papa, ecco, e perciò ritorniamo alla lingua mediterranea. E il secondo termine, eru, era, ce l'abbiamo nel cognome era, che significa il migliore in assoluto. Perciò paperu, lo dice la parola, è quello che si pavoneggia pettoruto perché si crede il migliore, insomma. Loro hanno sbagliato tutto nelle loro ricerche. Per esempio bidda, loro dicono che deriva dal latino villa, e non sanno neanche che gli antichi i latini dicevano villa, non villa. E villa deriva dal sumerico va bene, terra, e illu, acqua. Uilla significa terreno irriguo, dove perciò si può mettere anche l'abitazione. Così hanno fatto un errore madornale per quanto riguarda Sabidda, che loro appunto sempre lì richiamandolo a villa, mentre invece deriva dalla fenicio bit, ebraico bait, aramaico bait, accadico bitu, che significa insediamento, e perciò anche casa. Gli accademici hanno sbagliato tutto, almeno nei miei studi ho potuto vedere questo. Persino, ecco, hanno fatto errori madornali sui pellitos sardos, pellitos nome, sardos aggettivo. Loro invece capovolgono la sintassi di Tito Livio e dicono sardi pelliti, sardos pellitos, cioè sardos nome, pellitos aggettivo, e traducono sardi vestiti di pelle. Ma io mi chiedo che se ne faceva Ansicora di andare a cercare per combattere contro i romani dei sardi vestiti di pelle. Erano pellitos sardos, cioè erano guerrieri d'assalto. Vedi per esempio il latino pellere, assalire. E questi pellitos erano uguali ai romani chiamati velites, guerrieri d'assalto, e ai peltasti greci, sempre la solita radice. Erano guerrieri d'assalto. Hanno falsato le carte su tutto, anche sui nurages. E sui nurages è una cosa singolare, no? Perché dicono che deriva dalla parola sarda nurra. Nurra, chi conosce bene il sardo, è una parola bipolare. Le parole bipolari non possono esistere in un dizionario, sono contro ogni logica e contro ogni grammatica. Bene, tutti gli studiosi l'hanno inserita la parola nurra nei dizionari, e da cui fanno derivare anche la parola nuraghe, e non si rendono conto che nurra è l'unica parola bipolare della Sardegna, cioè che dice una cosa ed il suo contrario, cioè mucchio di pietre e voragine paurosa da cui sortiscono i diavoli. Non si rendono conto che questa è una parola ideologica creata dai monaci bizantini quando vennero a creare la nuova religione, e pertanto non sanno che nuraghe significa letteralmente la casa del dio Sole. Insomma, andiamo veloci, vi parlo solo di Chinnusa per non tediarvi, perché sarebbe un po' più lunga
hanno sbagliato tutto, anche su Ichnusa, sulle cose più grandi della Sardegna. Noi vediamo che è tutto pieno di errori. Ichnusa, orma di piede, e la prendono dal greco senza tener conto di due cose: che le etimologie greche scritte 2500 anni fa, tutte, dalla prima all'ultima, attendono una revisione da parte delle accademie attuali, e invece nessuna di queste è stata revisionata. 2. I greci non potevano capire che la Sardegna aveva forma di un'orma, infatti non a caso la Corsica è molto più simile all'orma. Non potevano capirla perché loro facevano soltanto i portolani, cioè elenchi lunghi, mettevano una specie di asta accanto a cui mettevano tutti i nomi dei porti che si incontravano man mano che si navigava. Quelli erano i portolani, non ne avevano scritto altro fino all'epoca di Tolomeo. E però loro continuano a dire che significa orma di piede, mentre Ichnusa ha due significati, uno dall'accadico e uno dalla lingua egizia. Dall'accadico Ichnu, lapislazuli, perciò Ichnusa, quella del lapislazuli, cioè quella che sta nel profondo blu del Mediterraneo. Invece in egizio abbiamo un'altra interpretazione, Ik, che significa terra verde, cioè piena di foreste. Nu era il mare primordiale che i miti da cui i miti ricavavano la nascita della terra. Ichnu, sa, sempre finale, è il pronome che ancora oggi usiamo noi, sa, Ichnusa. Quella la terra verde che sta al centro del mare primordiale. Io termino qua perché non c'è tempo, non voglio tediarvi, e comunque ho finito. Cosa volevo dire ancora? Di Andrea De Plano, perché di lui non ho detto granché, non ho detto nulla. Egli nelle sue ricerche ha privilegiato l'accadico e il sumerico, e poco importa se non ha indagato l'Egitto, perché intanto sul Nilo si trovano quasi le stesse radici. Poco importa anche se tra lui e me si registra talora diversa etimologia, come, tanto per dirne qualcuna, Brulla, Bocche, Abisare, Abbadorzu, Abbacota. Se è per questo, ci sono differenze anche tra me e il mio maestro Semerano, ma ciò non mi ha impedito che al maestro dedicassi l'intera mia produzione. Ciò che importa è che De Plano abbia voluto spaziare oltre il latinorum, come abbiamo fatto io e Semerano. De Plano varcò le colonne d'Ercole quando le intuì come unica via per svelare la musica sarda. Egli accarezzava certe vocali, certe sillabe incomprensibili agli altri e le rivelò. Quei suoni sono l'anima della Sardegna, sono antichi decine di millenni, ed è lui ad aver restituito all'isola l'anima della quale in troppi la credono priva. Oggi il canto a tenore, l'intera musica sarda è uscita dal buio ed è Plano l'ha posta in trono imperiale. Persino dal Giappone vengono a studiarla, innamorati della cultura della nostra isola, che solo lui ha rivelato. Oggi Dorgali ha un maestro. Oggi Dorgali ha un maestro che tutta la Sardegna gli invidia. Tenetevelo caro, come diceva all'inizio, affinché da Dorgali parta il fuoco della riscossa culturale che l'isola attende. Grazie. Grazie professore.